Buonasera a tutti, benvenuti in diretta nazionale su Canale Italia. Sono le 23:30 e questo è Un Palco per Tutti. Io sono Vanessa Minotti, sono felicissima di essere qui a presentare questa prima puntata di questo nuovo format e è mio compito ovviamente spiegarvi di che cosa si tratta. Questa è una vera e propria vetrina per tutti gli artisti che si esibiranno qui sul nostro palco, è un vero e proprio trampolino di lancio. Alla mia sinistra vi presento la band resident di Un Palco per Tutti, i Mad Italy, che si esibiranno con cover e inediti. Grazie, buonasera Vanessa, buonasera a tutti. Grazie per aver reso possibile questa cosa stasera, questo mega evento. È un piacere, Savio, grazie a te, ovviamente, e a tutto lo staff che sta dietro questa grande trasmissione. Alla mia destra abbiamo 11 artisti che sono stati selezionati tra le migliaia di persone che hanno partecipato ai nostri casting, quindi gli facciamo un grande applauso. Ascolteremo diversi generi musicali, spazieremo dal rap al pop, al jazz, al funk, ascolteremo musica dagli anni 60 ai giorni d'oggi, musica italiana e internazionale, ma non è finita qui ovviamente, perché Un Palco per Tutti è anche un programma interattivo. Infatti i protagonisti potrete essere proprio anche voi direttamente da casa. Infatti, se i nostri artisti vi sono piaciuti particolarmente, potrete interagire con noi scannerizzando il QR code oppure scrivendoci anche tramite il numero WhatsApp che trovate in sovraimpressione, e potrete essere anche voi i protagonisti di questa serata. Se volete partecipare a Un Palco per Tutti, mi raccomando, inviateci un video attraverso il nostro numero WhatsApp dove vi esibite su una base con la vostra band oppure anche con il vostro strumento e sarete ricontattati il prima possibile. E poi mi rivolgo anche a voi, organizzatori di eventi, proprietari di locali e perché no anche impresari del mondo dello spettacolo. Contattateci attraverso il QR code o tramite il numero WhatsApp oppure anche tramite la mail direzione @unpalcoxtutti.com e potrete avere contatto diretto e senza commissioni con i nostri artisti. Ma iniziamo subito, andiamo al dunque della nostra trasmissione. Io direi di conoscere subito il primo partecipante. Il primo partecipante di questa sera è Frank Commisso. Frank, sei il primo di questa serata, io immagino che tu sia molto teso e che debba rompere il ghiaccio. Guarda lì e di a tutto il pubblico da casa da dove vieni. Allora, arrivo da qua vicino, da Milano, quindi siamo... Ecco, sei di casa, sì, diciamo. Sì, esatto. Cosa canti questa sera? Canto una canzone scritta da me, si chiama 5 passi per amare. Sei un professionista oppure speri di diventarlo? Io credo che non c'è mai un limite alla professionalità, bisogna sempre puntare in alto e andare avanti. È vero, si può sempre dare il massimo e migliorare ogni giorno di più. Frank Commisso, a te. Grazie. Cinque passi e poi sono dentro, 5 passi per pensare se la vita che ho vissuto mi potesse regalare una storia come tutti. Una storia che mi butti via paure e temporali, perché il sole di tutti e la luce non fa male, quella non ti può colpire quando basta una parola per far finta e non capire, tu per lui non conti niente, anche se ti chiama amore non c'è posto per scappare. Ma puoi solo soffocare la tua voglia di reagire, quando il cuore può scoppiare, proprio il cuore che è scoppiato tante volte per amore, ha spazzato via i lamenti, le paure e i tradimenti e ti ha liberato i sogni e i momenti più importanti. E voglio amore, questo amore non è amore. Se l'amore fa sognare e poi volare, voglio vivere e dormire per poi potermi risvegliare e scoprire quanto è bello aprire gli occhi e sentire con il cuore che mi tocchi, come fa la neve quando cade a fiocchi sulla pelle e sopra tutti i giorni persi.
come fa la neve quando cade a fiocchi sulla pelle, sopra tutti i giorni persi. 5 passi io non entro, questa volta non mi pento, starà forte anche il dolore, quello di lasciarti andare, ma non posso più accettare. Io potrei anche morire, ma la vita che c'ho dentro ha diritto di sognare, avrà forza anche di amare, perché un giorno sarà grande e saprà cos'è l'amore, e lasciarsi trasportare tra le onde sopra il mare, fino a far scoppiare il cuore, perché amore mio più grande, tu sei il mio più grande amore. Questo è amore, tu che un giorno potrai dire che l'amore fa sognare, anche volare, potrai vivere e dormire per poi poterti risvegliare e scoprire quanto è bello aprire gli occhi, ritrovarsi in una vita anche normale, perché quando il sole nasce è di tutti, anche per te che nascerai sarà speciale. Frank Commisso, complimenti, grazie. Andiamo avanti perché è giunto il momento di sentire